Giornate d'inizio gennaio segnate dal freddo in Veneto, con le temperature che anche in pianura sono scese sotto lo zero. Sarà un'epifania caratterizzata dal giro e dal vento, come spiegano gli esperti del servizio meteo di ARPAV. Il clima rimarrà rigido anche nei prossimi giorni. Già questa mattina abbiamo raggiunto temperature ben sotto lo zero anche in pianura, in montagna anche meno 15, meno 16 sugli altopiani prealpini, meno 11 a Belluno, quindi temperature molto fredde, rimarranno così anche per i prossimi giorni. La perturbazione dell'Epifania, seppur caratterizzata dal forte vento, sarà più lieve e non dovrebbe portare nevicate in pianura. Avrà effetti molto poco significativi, nel senso che ci sarà soprattutto un rinforzo dei venti di Bora, le temperature rimarranno rigide, come dicevo, e le precipitazioni invece saranno per lo più assenti o sporadiche, soprattutto sulle zone centro-meridionali, con qualche fiocco di neve, sarà possibile qualche fiocco di neve, ma poco significativo. Nei prossimi giorni c'è un altro impulso moderato previsto nella giornata tra il 9 e il 10 di gennaio, però al momento non sembra dare effetti anche in questo caso significativi. Bisognerà attendere i prossimi giorni per vedere con maggior dettaglio la situazione. Al momento non è stata diramata l'allerta neve in pianura, anche se nel Padovano, verso il fine settimana, potrebbe cadere qualche spruzzata di neve nelle zone dei colli. La probabilità è molto bassa e se fa qualcosa di poco significativo, e soprattutto sulle zone centro-meridionali, quindi a sud dei colli o intorno ai colli, e anche lungo il litorale sarà possibile qualche precipitazione a tratti nevosa, ma niente di particolare.